prima dell'arrivo dell'angelo del diavolo, prima del bene e del male, della luce e del buio, prima del bianco e del nero, la calza a destra o a sinistra, prima della buona o della cattiva fortuna. Il tempo libero dell'uomo, creato dall'uomo, dura le 4 stagioni. Di fronte al dorato Grove, il bosco sotto Gronga. Ma se posso scegliere, mi piacerà finché io viva e anche più avanti ancora. Dammi un bacio. E poi ti sei messo a cantare Avery Street, tenore e basso. Non mamma. Mamma? Non mamma. Milkwood è un villaggio immaginario gallese che Dylan Thomas ci ha regalato con questo capolavoro strepitoso, ma in verità tutte le città in cui noi abitiamo sono villaggi immaginari, perché immaginiamo la vita degli altri, immaginiamo le case degli altri, i sogni degli altri, i pensieri degli altri. Ed allora calare la bellezza di quest'opera dentro la bellezza di Vittorio Veneto, di Vicenza, del Veneto, significa raccontare il sogno dentro il sogno. Prendere la poesia di un grande poeta, immergerla nella poesia della nostra architettura e voilà, la magia è compiuta. Sì, questo è un fil rouge molto importante perché è iniziato con le Dolomiti, è continuato con Vicenza e le Ville del Palladio, con il bellissimo Teatro Olimpico, arriva e approda nelle colline. Approdano 3 artiste meravigliose grazie alla regia di Giancarlo Marinelli ed è molto importante far arrivare anche questo tipo di messaggio, cioè la cultura prima di tutto unisce i patrimoni dell'umanità e fa in modo che le persone possano fruire di meravigliose pièce teatrali. Certamente è un altro modo per carpire l'attenzione dei nostri turisti, è una nuova linfa che noi stiamo andando a implementare in questo periodo, è importantissimo per un turista avere moltissime possibilità di vedere queste cose e noi lo stiamo facendo. È un progetto nel quale abbiamo come amministrazione creduto immediatamente, perché è un progetto di grande spessore, di grande levatura, con artisti importanti, un testo molto valido che ci mette direttamente in comunicazione con altre 2 città che hanno con noi la caratteristica di essere patrimonio UNESCO, perché questo spettacolo ha già visto una sua prima a Cortina, poi a Vicenza, e quindi città che hanno con noi in comune il fatto di essere un patrimonio importante per l'umanità. L'idea di avere in città questo spettacolo ci fa comprendere come all'interno del territorio UNESCO noi possiamo avere una particolarità che è proprio quella di avere una profondità dal punto di vista di storia e di cultura. Beh, io credo che il teatro andrebbe messo ovunque e il fatto di fare questa cosa che ha avuto questa idea Giancarlo, secondo me è una genialata delle sue pazzesche. Io onestamente non ero convinta al 100% che potesse prendere così forte e invece la gente l'ha amato. Ha adorato l'idea di seguirci, di muoversi con noi e di seguire la storia non soltanto ascoltandola ma anche a piedi, quindi è stata un'idea fantastica e bravo Giancarlo, a me piace molto, vorrei poterla fare anche in altri posti e non soltanto qui, solo che credo che voi in Veneto siete un po' più portati, ecco. Assolutamente sì, mi dispiace che io non bevo più perché pare che sono nel posto più fantastico per il prosecco. Non solo prosecco o altro? Anche molto altro. Anche molto altro, vedi? Cioè, dovrò venire con il mio compagno che invece potrà godersi tutta questa cosa e mentre io guarderò e annuserò, perché annuso molto, e poi faremo un giro, perché mi sembra tutto bellissimo, cioè quando siamo arrivati dall'albergo dove siamo, cade il Poggio, esatto, dall'albergo dove siamo c'è una vista che è veramente, ti toglie il fiato, tra l'altro l'ho vista in tutti e 2 i modi, sono arrivata che pioveva e poi è venuto fuori il sole, sembrava di stare in 2 posti diversi, meraviglioso, veramente meraviglioso, un posto bellissimo.